Rieccoci allo Screen del Calcio, ciao a tutti. Oggi vi voglio raccontare la storia di Gustavo Bartelt o Bartelt, a seconda di dove vogliate mettere l'accento, che è stato uno di quei tanti calciatori arrivati dal Sud America, comunque dall'estero, alla fine degli anni 90 o negli anni 90, che prometteva tanto dal punto di vista tecnico, ma che invece ha concretizzato veramente poco, anzi direi che non ha concretizzato nulla ed è rimasto famoso per una sola partita, rimasta però storica ancora oggi e che tutti i tifosi romanisti ancora oggi ricordano come una delle più belle di quel periodo. Adesso vi racconto brevemente la storia di Bartet, classe 1974, argentino, arriva in Italia dalla Lanús nell'estate del 1998 dopo aver fatto 13 gol in 18 partite. La Roma lo paga pure discretamente, lo paga 13 miliardi con contratto di 4 anni, 1 miliardo a stagione per il calciatore. Tra l'altro ha una storia anche abbastanza particolare perché da giovanissimo è rimasto fermo, inattivo per un anno. Si dice qualcuno dice perché era indeciso se cambiare sport, qualcuno dice per problemi personali. A me alcune persone un po' vicine, diciamo, alla Roma hanno raccontato più o meno che cosa era successo. Io non ve lo dico perché sono fatti privati e perché non ho ovviamente la conferma ufficiale da parte di nessuno, però diciamo che qualcosa mi hanno raccontato. Quando sbarca la Roma nell'estate del 1998 ha un compito abbastanza arduo, che è quello di sostituire sia in campo che nel cuore dei tifosi Abel Balbo, che era un altro argentino che ha giocato tantissimi anni alla Roma e che un po' in rotta con Zeman, con cui aveva litigato nella stagione successiva. Ci fu la sostituzione in cui gli diede del laziale all'allenatore quasi come un insulto. Balbo va al Parma, arriva Bartelt che in molti inseriscono nel possibile tridente titolare della Roma, che giocava con Zeman con il 4-3-3, con Totti a sinistra, Paolo Sergio a destra e Bartelt in avanti. Quando arriva, sbarca a Fiumicino, viene accolto come una star, soprattutto tra l'altro dalle ragazze, dalle ragazzine romane, perché è un bel ragazzo, ricorda un po' Caniggia come look, con i capelli biondi, lunghi, il viso molto magro, lineamenti del viso comunque carini, quindi fa colpo sulle ragazze. Io mi ricordo che quasi tutte le mie compagne di scuola di quell'anno erano innamoratissime di Bartelt. Qualcuna so che mi sta guardando adesso, quindi magari se lo ricorderà. In realtà piace alle ragazzine, non tanto a Zeman, che addirittura confessa di non sapere chi sia questo giocatore che il presidente Sensi gli ha comprato. Lo mette in campo, tuttavia, il giorno della presentazione ufficiale della Roma. Si faceva la partita di presentazione, la Roma la faceva sempre allo Stadio Olimpico poco prima dell'inizio del campionato, gioca contro il Santos, gloriosa squadra di Pelé brasiliana. Il Santos è in vantaggio per 3-0, Zeman spedisce in campo Bartelt che segna una doppietta, la partita finisce 2-3 e tutto sommato l'avvio è incoraggiante da parte dell'argentino. Poi la Roma affronta la Coppa Italia. Lui è titolare, tra l'altro anche nella prima giornata di campionato, sarà la sua unica partita da titolare in quella stagione. Roma-Salernitana 3-1, la Roma vince in rimonta 3-1. Lui non si mette particolarmente in mostra, si mette in mostra invece in Coppa Italia, dove dà vita ad un'altra rimonta, dà il via ad un'altra rimonta della Roma in casa del Chievo, che milita in Serie B. Chievo in vantaggio 2-0, Bartelt segna il primo gol della Roma. La Roma poi riuscirà anche a pareggiare per 2-2. Tecnicamente non piace moltissimo a Zeman, che invece ama di più Marco Del Vecchio, che diventa poi il titolare di quella Roma e vivrà peraltro una stagione straordinaria, segnando 18-19 gol in campionato. Bartelt è quasi sempre in panchina, diventa una sorta di mossa della disperazione quando le cose vanno male. Io qua vi propongo la figurina vicino a Chimenti,
Eccolo qua. E poi arriva l'unico motivo per cui viene più o meno ricordato ancora oggi, cioè sabato 17 ottobre 1998 si gioca Roma-Fiorentina. La Roma è la quinta giornata, la Fiorentina arriva da 4 vittorie in 4 giornate, la Fiorentina di Trapattoni che sarà campione d'inverno. Vi ho raccontato quella storia, la Fiorentina campione d'inverno che sognò lo scudetto per metà campionato 98-99, ve la potete riguardare se vi interessa. Fiorentina in vantaggio col solito gol di Batistuta, a proposito di centravanti argentini che invece di gol ne hanno segnati in Italia. Il risultato non si sblocca per la Roma, il risultato continua a essere di 1-0 in favore dei viola. Al 78esimo esce Del Vecchio, entra Bartelt, come detto è la mossa della disperazione di Zeman, e Bartelt che cosa ti combina? Ti cambia completamente la partita. La Roma la ribalta nei minuti di recupero tra l'89esimo e il 91esimo per merito proprio dell'argentino che prima propizia il gol di Alenicev facendo una sorta di danza, tantissimi dribbling sul lato corto dell'area piccola di rigore, sulla destra, crossa in mezzo, Alenicev irrompe sul primo palo e segna il gol del pareggio. La Roma, galvanizzata da questo gol, si butta in avanti, stessa azione più o meno del pareggio, sempre Bartelt sulla destra, palla in mezzo, Totti di sinistro segna il gol del 2-1. Questa è una partita che vi potete ripescare, è una di quelle più amate dai tifosi della Roma, ovviamente una rimonta più o meno al 90esimo da 0-1 a 2-1 contro quella che era in quel momento la capolista del campionato con 4 vittorie su 4 che stavano diventando 5. Poi Bartelt finisce ancora una volta nel dimenticatoio, quei due guizzi in Roma-Fiorentina non si ripetono, anche perché la stagione della Roma è un po' travagliata, un po' tribolata, soltanto all'ultima giornata riesce a qualificarsi per la Coppa UEFA, viene eliminata dalla stessa Coppa UEFA dall'Atletico Madrid, viene eliminata quasi subito in Coppa Italia dall'Atalanta che milita in Serie B e che vince ai calci di rigore allo Stadio Olimpico. Nell'estate del 99 cambia tutto, va via Zeman, arriva Capello, ma soprattutto arriva Montella. Dopo che è andato via Paolo Sergio, cambia il modulo di gioco della Roma, che passa a una difesa a 3, una sorta di 3-5-2 che poi permetterà ai giallorossi di vincere il campionato l'anno successivo. Bartelt non gioca mai, si capisce che non farà parte del progetto di Capello. Capello poi era uno molto, molto solido, che difficilmente cambiava i suoi interpreti. Anche lo stesso Montella avrà difficoltà l'anno dopo a giocare. Bartelt a gennaio va in Inghilterra, dove non giocherà mai, all'Aston Villa. Nell'estate del 2000 torna alla Roma, pensate, proprio l'anno in cui i giallorossi vinceranno lo scudetto, ma la Roma resta invischiata, o all'inizio rischia di essere invischiata, nella famosa questione dei passaporti falsi. Bartelt, pur avendo il passaporto italiano come la stragrande maggioranza degli argentini, che hanno praticamente tutti almeno un avo italiano, pure il Papa ha origini italiane, e la Roma inizia a voler la cessione di Bartelt, quasi lo spinge verso la cessione. Addirittura qualche dirigente infonde nella testa del giocatore che Capello non lo voglia più, tant'è che durante un amichevole del precampionato Bartelt, invece di stare in panchina, se ne sta un po' accovacciato senza scarpe a bordo campo. Capello gli dice: scusa, ma che fai lì? E lui dice: io sto qui, tanto lei non mi vuole. Fatto sta che la Roma riesce a cederlo al Rayo Vallecano in Spagna, dove in pratica chiude la sua carriera, perché la Roma verrà penalizzata per la storia dei passaporti, le verrà inflitta una multa di 1 miliardo. Pensate, paradossalmente la cifra dello stipendio di Bartelt con i giallorossi. Lui verrà squalificato per 2 anni, tornerà a giocare in Argentina, poi chiuderà la carriera senza praticamente più dar notizie di sé e di lui. Ancora oggi resta l'immagine di quel Roma-Fiorentina leggendario e resterà per sempre quell'attaccante biondo che fece impazzire la difesa della Fiorentina
e permise alla Roma di ribaltare una partita che sembrava ormai persa. Uno di quei giocatori che ha fatto una cosa buona in carriera in Italia e viene ancora ricordato quasi esclusivamente per questo. Ormai anche la sua beltà sfiorì, come si dice e come diceva Pippo Franco in un divertentissimo film di quasi 50 anni fa, e forse di lui non si ricordano più nemmeno quelle che allora erano delle ragazzine che oggi sono delle donne. Di Bartelt, insomma, praticamente mi sono ricordato soltanto io e quei tifosi romanisti che ogni tanto si vanno a spulciare, a riguardare quel bellissimo per loro Roma-Fiorentina. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi e io torno domani. Ciao a tutti.